Un pari indolore tra Nissa e Castrum Favara nella settima giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di Serie D. Uno 0-0 accettato da entrambe le squadre, un punto a testa che fa classifica e avvicina sempre più alla zona salvezza. Una gara giocata nell'immenso stadio Tomaselli che appariva ancora più grande anche perché la gara si è giocata senza la presenza dei tifosi favaresi per via di un decreto di pubblica sicurezza con il quale è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Agrigento. Situazione lamentata anche dal presidente nisseno Sergio Iacona, che ha ricordato la grande presenza di pubblico e le coreografie negli incontri degli anni precedenti. Sul piano tecnico l'incontro non è stato proprio entusiasmante, una gara tecnica e tattica, molto gioco a centrocampo con qualche puntata in avanti, più pericolosi a volte i favaresi, soprattutto nel primo tempo, reattiva la Nissa nel secondo che ha tentato anche di andare in vantaggio. Tanta lotta in centrocampo, diversi palloni persi e recuperati, grande attenzione nelle chiusure in entrambe le formazioni. Da registrare le occasioni per andare in rete avute dal Favara su tutte quelle di Varela, ma anche i tentativi di Mal, Amore e Palermo. Per la Nissa le occasioni sono arrivate, per citarne un paio, con Diaz e Samaché. Pareggio accettato, dicevamo, da entrambe le squadre. Ecco i commenti in sala stampa. Si è andato avanti non solo come risultato ma anche come prestazione contro un avversario forte, un avversario organizzato, un avversario che ha giocatori importanti per questa categoria, però i miei hanno dimostrato che non sono da meno. Hanno fatto una grandissima partita sotto tutti i punti di vista, ce la siamo giocata alla pari. Primo tempo credo che qualcosina in più meritavamo noi perché abbiamo avuto delle occasioni importanti, però siamo contenti perché era un campo difficile, un avversario difficile e come ha detto bene lei facciamo un passo in avanti verso il nostro obiettivo. Ha avuto la necessità di fare tutte e 5 le sostituzioni? No, non è una necessità, ma è giusto che sia così perché tutti meriterebbero di giocare, però ci sono delle regole che 11 giocano, 9 vanno in banchina e i ragazzi che sono andati in tribuna meriterebbero di stare o in campo o in panchina con me, però ci sono delle regole che dobbiamo rispettare. I cambi sono perché ho detto che la salvezza, l'obiettivo lo possiamo raggiungere tutti assieme. Quando passiamo il testimone, chi entra deve far capire che c'è un cambio di passo e l'hanno fatto. Io sono molto contento di chi è entrato perché non è facile, soprattutto Cannino non era facile con 40 minuti di riscaldamento e 10 minuti di partita, invece lui è un ragazzo che come Raul, ma tutti credo che sono entrati in un modo straordinario e hanno dato un'impronta importante per portare questo risultato a casa. La visione della partita del tecnico l'abbiamo appena sentita, qual è quella del direttore sportivo? Quello che ha detto il mister, meglio di lui nessuno può giudicare, quindi pareggio tutto sommato è un punto acquisito importante e proseguiamo questo obiettivo. Anche i risultati delle altre partite danno ragione a chi in questo momento passo dopo passo sta cercando di prendere la giusta posizione. Ma questo è un campionato che nessuno sta mollando, quindi noi non dobbiamo mollare, guardare sempre in casa nostra, lasciamo stare le altre squadre perché in questo momento dobbiamo essere noi quelli a capire un attimo che dobbiamo uscire prima possibile da una situazione che ci riuscire a fare 5 cambi vuol dire che la panchina è solida, è viva ed è pronta a scendere in campo. Noi abbiamo messo dentro la rosa 26 giocatori, quindi il mister deve fare delle scelte e ad oggi c'è un gruppo sano che tutti vorrebbero giocare, quindi questo è importante. E questo è il cammino giusto per Castrum Favara? È l'unico che abbiamo. Per come è stato l'andamento della gara, penso che abbiamo meritato di portare il punto a casa, anzi potevamo anche in qualche occasione
magari sfruttare meglio per cercare di portare 3 punti, però siamo soddisfatti così e andiamo avanti. Un primo tempo molto importante per il Favara, diverse occasioni, anche un secondo tempo che ha visto delle ripartenze belle, un paio di occasioni sono state proprio veramente sfacciate. Sì, ma noi ci tenevamo, diciamo, a vincere la partita, ce l'abbiamo messa tutta, purtroppo non ci siamo riusciti perché comunque di fronte avevamo comunque un avversario di tutto rispetto, però ci teniamo stretti questo punto con la consapevolezza che lavorando in questo modo possiamo toglierci belle soddisfazioni. Il mister ha detto passo passo, partita dopo partita. Sì, ma questa è la nostra mentalità. Ora archiviata questa partita, anche se abbiamo fatto una grande prestazione, domenica ce n'è un'altra e da martedì pensiamo già alla prossima. Mi è dispiaciuto anche giocare in questo clima perché leggendo Nissa Favara tutti pensiamo a quello spettacolo meraviglioso dell'anno scorso quando avevamo uno stadio Tomaselli con 7.000 spettatori e tantissimi venuti da Favara in un contesto di festa, di spettacolo, di coreografie che devo dire tutto sommato era anche andato abbastanza correttamente, quindi il Favara ha vinto meritatamente l'anno scorso come ha pareggiato meritatamente quest'anno e a fine partita c'è stato pure qualche timido applauso l'anno scorso, quindi dispiace quest'anno sia che non siamo potuti andare noi a Favara sia che non sono potuti venire i tifosi del Favara a Caltanissetta.